L'Acragas Calcio prepara la trasferta a Siracusa domenica prossima, 13 novembre, alle ore 14:30, in occasione della 13ª giornata di campionato di Lega Pro. Ascoltiamo in proposito il giovane attaccante portoghese Diego Garcia da Osservatorio Acragas di Davide Sardo, in onda in replica questa sera, giovedì 10 novembre, su Teleacras alle ore 23:15. Ha sido una buona gara, nos hemos allenado bene tutta la settimana y nos hemos preparado bene para la gara frente al Melfi, però va bene, hemos pareggiato e adesso dobbiamo pensare nel prossimo gioco verso il Siracusa. Io è entrato un poco ansioso, con voglia di aiutare la squadra, è entrato, diciamo, con troppa voglia di aiutare e magari posso fare di più, però come nos stiamo allenando, mi alleno sempre bene, anche la squadra si allena sempre bene per tutte le gare che giochiamo tutte la domenica e penso che verso il Siracusa vamos a dare una buona risposta. Siamo una squadra giovane, a me mi piace troppo stare qua nell'Acragas perché si vede sempre con voglia di aiutare l'altro, anche con il calciatore con più esperienza mi aiutano sempre a me che sono, diciamo, giovane e sì, mi sto dando molto bene qua con i ragazzi. Per me è un bravo allenatore. Diciamo che io è arrivato qua in Italia e il calcio d'Italia è totalmente diverso dal calcio del Portogallo e grazie al mister di Napoli piano piano mi sto imparando come si può giocare il calcio italiano, perché è un calcio, diciamo, più di forza, più rapido. In Portogallo è piano, troppo palle nel piede, qua no. E con il mister di Napoli mi sto dando bene, mi piace troppo il lavoro che lui sta facendo, anche l'allenamento, tutto. Penso che vamo a stare in una buona classifica. Come ricordo della gara verso Siracusa, che l'ho visto in Coppa Italia, però diciamo che la squadra di Siracusa si è rinforzata e penso che va a essere una buona gara. Noi non stiamo allenando troppo bene, con troppa voglia di vincere, perché non stiamo pareggiando troppe partite, però anche perché io penso che noi possiamo dare di più. Siamo una squadra giovane, abbiamo pareggiato contro il Melfi, però noi siamo una squadra troppo forte perché siamo troppo unite e per me andiamo a vincere a Siracusa.